Un cordiale saluto a voi tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Cosa accadrà nella nuova settimana? L'immagine qui a fianco a me è una mappa circa 5500 metri che ci fa vedere purtroppo ai noi la discesa di una nuova saccatura con i colori sull'azzurro e blu, una saccatura che scenderà dal nord Europa e arriverà da noi alla volta di martedì sera a mercoledì, con buona probabilità. Comunque non avrà un cuore freddo come la precedente, però il peggioramento del tempo sarà probabile. E intanto partiamo dal lunedì, quando avremo una bella giornata di sole, qualche nuvoletta nelle primissime ore sui settori settentrionali e altre nuvolette torneranno nel pomeriggio e porteranno solo delle precipitazioni sulle zone più settentrionali delle Alpi, quindi sulle aree del Bellunese, con quota neve attorno ai 2000 metri. Sul resto del territorio appunto tempo buono, temperature massime in aumento. Per quanto riguarda martedì, inizieranno ad arrivare le nuove nubi che nel pomeriggio porteranno le prime precipitazioni sulle zone montuose, quota neve sempre attorno ai 2000 metri. Nel corso della serata e nottata arriveranno le precipitazioni sulle aree pianeggianti, dapprima a partire dai settori più occidentali, poi appunto nel corso della notte si diffonderanno su buona parte del territorio. Mercoledì infatti sarà una giornata piovosa con delle buone precipitazioni, anche se fortunatamente non recheranno dei fenomeni così tali da creare problema. Temperature in nuova diminuzione, anche giovedì qualche nota di incertezza e vedremo poi se nel corso del fine settimana il tempo potrà risistemarsi nuovamente. Per ora è tutto e ci sentiamo nel prossimo appuntamento.